in cerca di medaglie. E noi stiamo ancora cercando e aspettando i risultati di questa seconda serie. 2:11:33 per vincere la prima, 2:13:30 per la seconda. È iniziato intanto anche il salto triplo maschile, quindi 4 fronti aperti. L'asta là in fondo, vedete. Si va allora alla presentazione della terza e ultima batteria, in attesa ancora dei risultati della seconda, che tardano ad arrivare. Sia Castellani in ottava corsia, Federica Tozzi in settima, Alice Costosi gareggio in sesta, in quinta era Silvia Zampaglione, poi Irene Pini in quarta, quindi non abbiamo condivisione di corsia. In terza Martina Lucchini, in seconda Chiara Meroi e in prima corsia pronta a scattare Anna Maria Benetti. Gli migliori tempi di accredito sono quelle di Meroi con 2:09 e il 2:10:20 di Federica Tozzi. Sulla carta appunto un affare tra Meroi e Tozzi, però la serie precedente ci ha dimostrato che, come sempre negli 800, nulla è scritto se non dopo la linea del traguardo. Partita forte questa serie, gruppo subito in fila indiana, con la Tozzi in seconda posizione a inseguire Chiara Meroi della Sindustria Sport Padova. Il terzetto si completa con Silvia Zampaglione. Suona la campana, si accorda per l'ultimo giro con Meroi che continua a spingere, continua il suo forcing iniziato subito dopo il colpo di pistola. Tozzi e Zampaglione in fila indiana. Meroi, Tozzi e Zampaglione non sembrano cambiare le posizioni. 200 metri alla fine, potrebbe a questo punto cominciare a succedere qualcosa. Dietro c'è poco da fare, prova a muoversi Irene Pini che resta isolata e potrebbe andare in caccia del secondo posto qualora Zampaglione non reggesse. Meroi e Tozzi al rettilineo finale. Attenzione a Pini che risale al terzo posto. Meroi si guarda, Tozzi prova a controllare il secondo posto, Pini e Zampaglione per il terzo. Alla fine tutto si sistema ed è come avevano scollinato al primo giro. Meroi, Tozzi e Zampaglione. Il tempo di 2:12:60, quindi più veloce rispetto alla serie precedente.
Attendiamo allora la composizione della finale, anche perché non avevamo i tempi di Gambo e Bella, che erano la seconda e la terza della serie precedente. Qui Meroi ha dato estremamente muscolare e muscolata. Meroi che ha condotto bene questa gara davanti, senza incertezze, senza particolari cedimenti. 2:12:60 per controllare, anche Tozzi controlla con una certa sicurezza, mentre dietro Zampaglione è riuscita a rintuzzare l'attacco di Pini.